In quel tempo stavano sotto la croce di Gesù sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse: Ho sete. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: Tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Sento il silenzio del tutto è compiuto e contemplo il tuo sguardo dentro di me, mentre sento cadere una lacrima in terra, quella lacrima madre, il tuo amore per me. Sotto la pioggia tra tuoni e lampi, dopo l'ultimo grido di quel giorno alle 3, il silenzio ha spaccato la terra e il tuo cuore, ma sei sempre fedele al tuo unico sì. Sento è arrivato il momento e vorrei starti accanto, star lì sotto con te. Dammi forza e coraggio, lo so è solo un passaggio, ma da solo paura di restar fermo lì. So che madre in silenzio tu cammini al mio fianco, conducendomi pian piano a Gesù. Fa che accolga la croce per sentire la voce del risorto che vive oggi dentro di me.
di me.